Buongiorno a tutti dallo stadio di Portoviro, Tonino Scabin. E questa mattinata è uggiosa ma non particolarmente fredda. È la 23esima giornata del campionato degli allievi Under 17 e ci troviamo appunto nel campo del Portoviro e sarà una partita tosta. Dobbiamo vincerla a tutti i costi. La classifica vede sempre al primo posto l'Arianese e noi a seguire a 47 punti. Portoviro ci segue a 44 e Cavarzare 43 a pari merito col Badia Polesine che scontreremo la settimana prossima e poi a seguire il resto delle squadre. Oggi è importante portarla a casa, altrimenti rischiamo il secondo posto. Non ci sono particolari partite da seguire perché sono tutte, diciamo, con il risultato più o meno definito, ma non si sa mai. Noi speriamo in un miracolo del Canal Bianco. Le statistiche sono più o meno abbastanza equilibrate, favorevoli comunque all'Union River, soprattutto per la differenza reti. E ci accomodiamo. Ma sapevo che non mi Sì. davano il permesso. Perché mi volevano rinviare la partita. Perché rinviarla? Ci siamo? Com'è andata poi? Bravi, bravi. Volevano anche imporre la data del ponte del 25 aprile. Sì, ciao. Fino a te la squadra adesso che non era vero ieri. Vicini. Sì, il ponte 25 Che aprile. vita, Terra. Che vita. Che vita, Biagio! Ho tre, ho quattro amanti io. Quattro amanti. Io, Cinzia, Dorina, Vincene e la Verna. Hai capito? Dove è la Verna? Voi giocate? Guarda che suo marito è geloso. Ma che geloso. Che Non glielo geloso. dire.
Peccato che non c'era nessuno, però vabbè. Gesto tecnico. Dai che hai sbagliato! Dai che lì, raga, dai. Dai Pippo! Mamma mia! Dai Pippo, dai Pippo! Questo è fallo, arbitro, Senti di là! Sarebbe anche da ammonire. Cazzo. Fallo. Cavolo. Accipicchia. Non giallo, niente. Acciderbolina. Dai, Champ. Dai, Johnny. Fammi un terzo tempo fatto bene. Magari. Bravo, ecco, giusto. Sta lì, sta lì. Stai lì, Soren, stai lì. Matteo. Vai sempre poi parti. Esatto. Sì, 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 sì. Ecco, ecco, vai, 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 vai. Aspetta. Aspetta. Sì. Bisogna stare uno poi più. Guarda che c'è il 5 lì. Daglielo al 5. Bello! Vai! Vai! Dai, dai, tenti, raga. Ok, ok. Dai, Angelo, bravo. No, mamma mia. Ma perché non... Attento, Gabri! Su, subito. Mamma, signore. Guarda che triangolazione, guarda, perfetto, tutto perfetto. Va bene, va bene. Tutto perfettissimo. Ecco. Bravo. Mamma, Nostra. Nostra, giallo. mamma che ansia. Peccato lì però. Sì. Peccato lì. No. Non c'è neanche panchina, vero? Non so, non ho visto nelle convocazioni. Ma non Non ho neanche fatto caso. ho visto neanche suo papà, quindi. No, Dai, infatti. vieni sulla faccia. Dai che va. Dai. Dai, Eric! Dai! Mamma mia, si sbrisciano. Vai, Alessio, bravo. Alessio! Non Dai, mollare. raga, dai. No! Piuttosto che Dai, che va fare. bene lo stesso, dai. Eccoci. Ma il mio no. Ci dobbiamo precizia perché sennò è la fine. Devo usare l'arma magica, la chiamata a casa. Sì, Aspetta un po', sì. no, aspetta un po'. In caso d'emergenza, Perché Dorina. poi si stufa, giustamente. Mare, In caso ma... d'emergenza. Meno male che ha sbagliato. ma il campo è pesante per tutte e due le squadre. Sì, beh, lì ha va. sbagliato a prescindere. Dai, non mollare. Ah, È bravo quel ragazzetto lì. mamma mia, bravo Matteo! Mamma mia! Da buttarla su, Dai, su. Dai che ripartiamo. No, qua devo usare la chiamata a casa. Vai Pippo! Dai che va. Su, saliamo, raga. Sali che rimani fuori gioco. Per adesso le occasioni le ha avute solo Portoviro, noi un colpo di testa, sì. Dai ragazzi. Non mi va più su. Meno male. Dai che pagano, dai raga. Dai, Eric. Vabbè. Vabbè. Non c'è ostruzione, non esiste. Sì, però. Non esiste nel calcio l'ostruzione. Sì. C'era fallo d'ostruzione. Però. Sono tutte... Mi sembra che ci sono tante cose a disposizione dell'arbitro. Perché nel rugby c'è di sicuro. C'è anche. Dai. Bravo. Di là. Oh mamma. Con calma. Dagliela Gabri. Dai che ti aggrediscono subito, Oh, mamma Matteo, aiuto. Chiudilo Gianni. No, lascia. Per fortuna che c'è Omar che urla come me.
Dagliela Eric. Mamma mia, Gabri. Matteo, non cadere. Bravo. Attento Luca, attento. Su quella palla. Ma porca. Sento che sente la partita. Rispetto alle altre volte, no? Adesso un momento sì. Però vabbè, insomma, No, ma ci sta. sono i Cioè, primi 10 minuti, dai, che prendono anche le misure. Vai campione. Non mollare. mamma mia. Portiere, esci. Bravo. Esci prima. Subito. Viaggio, aiuto. Serve proprio. Servono le goccine qua, mi sa, a fine primo tempo. Sì. Dai, ma siamo anche sfortunati. Mamma mia. Dai, dai Maghetto. Bravo. Non lo butti mica giù. No. Bello, dai Eric. Occhio uomo. Dai, vieni. Dai Gabri, vieni! Bravo Gabri. Ma no, in mezzo. Dietro un campo così. No, ma devi venire su per avere tutto lo spazio. Invece è andato verso Perché l'ha stoppata male. verso il centro. No, bravo Matte. Uff. Bravo, mamma mia. Te lo dico adesso. Manca l'audio? Sì. Stai guardando la partita al telefono? Vale, manca l'audio. Ma dove giocate oggi? C'è. Prova. Ascolta, si sente adesso? Prova. Dimmi se si sente. Si sente? Ok, va bene, grazie Matteo. Adesso mi mette giù richiamo perché sto andando a Napoli ma non si sente l'audio. Ah, madonna. Guarda la partita. Che carino. Quello che giocava qua. L'ho vista dentro. Allora, Ma noi facciamo fatica sul campo così. Matteo, dici se si sente e approfittiamo per salutarti e farti un grande in bocca al lupo. Si sta scaldando Piras. Ah, 2008. Nel 2008. Siete una sgarata. Ma cosa ti puoi fare per Portoviro? Prova. Matteo, dici se si sente. Matteo, ci sei? Matteo, campione. No. Saluta Segra. Ciao Matteo Segredin. Sei gradino. Oggi sta andando a giocare a Napoli. Non fa Napoli. Sì. Bravo, Edo. Che Dai, fuori, che raga. spintone che si è Dai, preso. contro. In due, siete in due. Chiamatevela! Chiamatevi, raga. Mettila giù. Mamma Gabri. Matteo. Eccolo. Pareva più Non è rigore. No, è nostra. pareva rigore. No, perché? Agitando. Non si sente. Si sente. Vale, non si sente ancora. Qua se gli dà rigore è punizione per noi perché c'è uno a terra. Vedi Matteo? Boh. Sì. Ha avuto un contrasto in aria, c'è quello lì. Ah, sì. La punizione Vieni qua che ti... No, ma hai detto lo stesso cassoneria contro di noi. Insomma, bisogna anche essere un po' onesti a volte. Sembrano attivi. Non si sente. I microfoni sembrano. Ah no, sono accesi tutti. Boh. Vabbè. Ma come mai? Esatto. Mettetela giusta palla, perché La miseriazza. Un rimpallo favorevole ogni tanto. L'ha spinto, sì. L'ha spinto. E noi facciamo No, anche secondo me non era rigore. fatica su questo campo. Guardalo. Basta. Arbitro, guarda le mani. No, scusate, però. Cioè, gli mette le mani sulla gola. Bravo Edo! Bravo! Bravo Edo! Dai! Vai, Edo! Bisogna che tiri
tirino fuori un po' le palle. L'aiuto da casa. Che non hanno. Esatto. Che non hanno. No, ce le hanno, però si vede che sentono la tensione oggi. Sì, ma poi il campo non è che ci aiuta noi. Con il canale bianco. Ecco, che peccato. Aspetta, basta il Tommy che fa le frasi. Piano, piano. Dai Eric, dai. Vai Eric! Dai, dai, dai. Dai Gabri, dai Gabri! Bravo Gabri, non vedo un... Mamma mia, Matteo, il tempo. Non va. No, Vai, Tommy. no, da Tommy non si passa. Vai, che buona, dai. Dai, vai che non ha fischiato. Ma chi? Dai, dai, dai! Vai Pippo! Arrivano, Mettila, arrivano. mettila! Vabbè. Ragazzi, Vai, Edo. Bello, bello. Santa. occhio, occhio Matteo! Si occhio, sente? Matteo, occhio! Bravo Matteo! Grazie Matte per le dritte tecniche. In bocca al lupo per la partita di oggi. Un grande saluto. Stacci. Qua è una partita durissima. Bravo Alessio. Dai Alessio che va bene, dai, bravo! Dai ragazzi. Dai, non così, dai. Però, che potete? Ma magari è effetto ritardato. Ti stai scaldando? Dai Daniele! C'è anche... Mamma mia, che brutta via. Bravo Edo. Prendila. Tira giù. Vabbè, però gli stop. Eric! Vai che basta, vai. Qua ha avuto paura di prendersi, ha ragione, fatto bene, fatto bene. Perché se ti arriva Cosa così. Pasaglioli? Fare quelle scivolate lì. Vai Pippo! Molto. Forse è più giovane di lui. Lotta durissima. Punizione per noi. Dai Edo. Dai, mettila bene Edo. Non ha problemi in attacco. Sì. Lariano 2-0. Il canale bianco ha pareggiato con loro. Bravo! Dai Pippo. Sono Arcigni in difesa, eh? Eh sì. La ricetta 2-1 con lo Scarol. È che non esce. Bravo. Bravo sì. Che... Dai, Unio, dai! È una guerra veramente. Beh, su un campo così... Chi sarà del spada? Cosa c'è? Cos'è? Si fatto male da solo, cadi da solo. Ma guarda che è caduto dalla fame, cioè. Sì, ma forse... È scivolato? Cioè, ragazzi. Mannaggia. Vacci, Ma non Alessio! c'è nessuno. Va bene, dai, va bene. Ritornate. Guardate il 7. Rinvio per il Portoviro. Partita combattuta su un campo molto pesante. Matteo è tuo.
Bravo Edo. Io ti si do metri di uomo. Cioè, cosa vuoi che ti abbia fatto, Matteo? È l'abito piccia come piccia. Esatto. Buttagli un po' di mais. Basta che salsi, buttano per terra, urla già funziona. Occhio, va lontano perché... Mannaggia le salamandre. Punizione per il Occhio, Portoviro. perché il terreno lì. Infatti. È sempre molto imprevedibile la palla, vero? Sì. Più che altro se tocca per Ti venga la terra. barriera lì sul primo Se palo. tocca per terra. Stai in mezzo, stai in mezzo. Aiuto, 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 Punizione. aiuto. Bravo Punizione. Pippo. Bravo Pippo. L'unico che c'era in barriera l'ha preso. Io sono uno che fa questo. Ha preso l'unico in barriera. Non fratello regge. Meglio così. Occhio raga. Bravo Bravo. Angelo. Lasciala che no, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Sì. Bravo? No, bravo. È bravetto quello lì. Bravo sì. Bravo Tommy però. Porca. Bravo, mamma mia, bravo Edo. Bravo. Bravo Pippo! Bravo. Dai, saliamo raga. Dai. Facciamo un gol. Su sto campo qua, ragazzi. È difficile dosarla. Ok? Capito? Tranquillo. C'è la spiaggia. Ah, con Michele. Ti tiene sott'occhio anche dalla panchina. Sempre. Bravo Pippo. Dai ragazzi. Devono stare attenti al capitano loro che è bravo quello lì. Sì. Dai, riusciamo a... Dai Gabri. Perché lì in mezzo? Ah, per fretta, allargati di qua, dai. Dai che è il campo. Vai Eric! Sono messi bene loro in difesa. No, bravi sono in difesa. molto bravi, sono chiusi bene, coprono bene gli spazi, anticipano. Sono bravi, ripeto, sono bravi. Su un campo così. No, non è facile. Guarda che c'è Fiora libero. Santo Dio benedetto. Perché? Perché? Vedo che arriva Buttala via, Edo. così. Edo. Bravissimo. Bravo, Edo! Dagliela! Dai raga. Dai che va bene così, dai. Vabbè, insomma, stiamo costruendo. Dai Giulio! Giustamente. Fermi raga. Anticipalo, Dai, Matteo. anticipalo, bravo. Bravo! Madonna, oh ragazzi! Dai Giulio! Dai! E basta ragazzi! Sarà anche di più. Di 1,90. Matteo 1,76, sì, 15 centimetri ci stanno tutti. Ma che Matteo è 1,75, 1,76. Sarà È 1,90 al minimo. Minimo? Sì. Grande, Quanto è? Madonna, ma... Sì, li ha spinti. Sì, vabbè, però... Ne ho visti di peggio di così che non sono stati fischiati. Siamo sportivi, Cinzia, dai. Purtroppo Che sono a centrocampo, siamo sportivi. Sì, va bene.
Scusate, io sono di No, parte. dai, sono battute che ci sì. scambiamo Ma così. sì, per Tanto carità. per rendere meno ansiosa questa partita. Esatto. Ho sentito... C'è. Oh madonna, anch'io. Guarda. Come se avesse Oh mamma, signore. Meno male che c'è il campo bagnato. Fangoso. Vannagoso. Ma perché non riusciamo a fare... No! Dai, dai, dai! Dai che va bene, dai! Dai, Julio! Vai Mago! Ma no, sta controllando la palla, come fa a vedere che ce l'ha dietro? Che passione. Mi ha scritto mia sorella, che passione. La sta guardando? Salutiamo anche Simona che ci sta guardando Esatto, e che soffre con noi. e che soffre più o meno in silenzio. Occhio. Ehi, ciao, ciao. Bravo Edo. Ciao. È la zia di Jacopo. Ah, salve, Suo- ciao. suo marito. Piacere. Signor portiere. È partita combattuta. No, no, Dusa, no! Zio Birillo! Meno male che hai i piedi storti, eh? Bravo, Edo. I gialli, i gialli. I gialli. Va là che ha sbagliato. Quanti morti ci sono a terra? Chi è che c'è a terra? Chi c'è per terra? C'è Edo. Edo. Ma c'è? Ah, ma è Edo? Sì. Perché sul contrasto mentre ha tirato sul toccato. Ma in teoria doveva giocare, poi non ho capito perché non l'ha detto. C'è stato un contrasto in area. Ma come il coach Diego? Ma chi sei? Che ne so. Ma chi sei il coach Diego? Tu che conosci la situazione, cosa che gli sta dicendo? Chi è Diego? Che ne so. Cosa le date di per colazione a Enzo? Ma cose di famiglia. Enzo non si sa. Dai, Julio! Dai, senza paura, ragazzi. Dalla Champ che è più libero. Nessuno lancia la lunga e basta. Ah. Noi abbiamo anche la telecronaca in diretta. Facciamo le dirette. Ma! C'è un canale YouTube. Queste robe qua mi fanno girare, guarda. Se vuoi ti chat, se vuoi fare un commento. Testa, raga! Devono usare il cervello. Sugli angoli siamo abbastanza. L'hanno sbagliato. C'è tensione. Sento tira forte di là, cioè lui che passi allora così a cavolo. Una cazzata. Ancora. No, Ecco, meno male. vai! No, Non falli. Cazzo. ma si scivola tanto. Bello. Non mollare. Bravo, bravo. Cosa fischia? Ancora? Ogni volta. Matteo, stai zitto. Sì, Veramente? Ma secondo me il 9 è proprio di certo Se uno ci mette il fisico, cosa deve fare? Subire e basta?
Vabbè. Mamma mia, che brutta questa. Che rischi. Sì, beh, ma la nostra comunque ripeto che Cosa devo dire? Nonno mago? Facciamo le team. Dai ragazzi, andiamo un po' dall'altra parte. prima c'è verso il campo avversario. guarda che campo, ragazzi. Ah, che schifo. È un campo di patate lì nel mezzo. Guarda che roba. Ho capito. Per tutti, anche per sì, loro, esatto. Fuori. Cioè, infatti sbagliano anche loro su queste cose qua. Noi dobbiamo cercare Dai, di Alessio. pressare come pressano loro. Bravo Ale. Bravo. Bello, bravo Alessio. Dai ragazzi, dai! Marchiamoci. Forza Union! Io non ho ricordo. Io non c'ero. Dio, mamma. Dai, Dusan, dai! Dai! Dai, Dusan, non ti preoccupare. Bravo. Bravo Matteo. Dai, fuori raga. Vai, vai! Vai! Baci. Vai Ale! Bravo, bravo. Tirati su. Perché poi non ci devono essere amici? Dai ragazzi. Stanno fumando qui in panchina. C'è una cosa per Magari alla... un bel esempio. È mio. Dai, Edo. Dai Edo! No. Ed io scendo in campo. Io si batte. Mi lanci prima a me. Punizione per l'Union River. Batte Edoardo Godin. Dai Edo, cazzo! Dai raga, è angolo. È angolo. Viaggio. È stato bravo. Adesso, Il portiere del Poco, Portoviro ha fatto che una bella mancheranno parata 5 sulla sua minuti. sinistra. adesso è il tuo momento. 5-6 minuti, insomma. Dai! Dai ragazzi, Dai! subito. Dai! Dai Champ. Tempo con la testa. Eccolo. No, che miseria. Madonna. Bravo Ricky. Vai Ricky! Passa. Torna Ricky! No, Edo c'è. Edo c'è. Bravo. Cazzo champagne qui! Cazzo champagne! Ragazzi, la deve stoppare prima. C'è loro! Cosa hai visto? Arbitro! Dai, Union. Dai, forza. Dai Union, dai ragazzi! Bravo Angelo. Vai Alessio, vai Alessio! Vai Ricky. Occhio. Nostra. Ma qua parlano tutti però, È saltato da solo. Lascio perdere! Filippo buono! Filippo vieni via, lascio perdere! Arbitro era alla rovescia. Dopo andiamo a bere caffè insieme!
Uno, dai. Ah, bene. Dai, concentrati, dai. Che arriva. Biagio, la pizzetta è finita, Biagio. Sì. Mi sa che scatta la telefonata. Neanche la L'ha già fatta, Ah, l'ha già fatta. non ha funzionato. da casa non ha funzionato. Oggi è proprio dura. No. Bravo. Bravo, Dai, Eric. Vai Eric! Madonna, oh, bello. Maremma. Remma A sti scivolosa. stop. Remma scivolosa. Melma e fango. È lì, dai. Se le auto passate. Bravo, Edo. Se le auto passata. Dai che usciamo. Angelo, buttala via da lì. Nostra. Vai, Giulio! Ma non so. Io fin là non ci vedo, Andrea. Neanch'io. Sì, abbastanza. 10:43. Mancherà 2-3 minuti. No, adesso però. È iniziato alle 10, vero? Sì. Guarda che entrate. Cosa ha preso Matteo? Una botta? Mamma gran sgiarate oggi. Oggi giocare su un campo così. Ah, Via, bravo. ma non abbiamo nessuno. Dai che gliela prendi, Vai, dai. vai Angelo, vai! Anche quello è forte, hanno un bel controllo di palla. Dai ragazzi, Dai, dai. dai. Andiamo. Che sei, dai. No, si chiude. Sì, sì, veramente. Goccine per tutti poi. Via, via. Nostra. Sì. Guarda, vedi, Beh, ma ormai se lo fa entrare, lo fa entrare in secondo tempo. Sì, manca 2 minuti. Allora 7 minuti. Manchini, vai. Bravo, Edo. Dai. Fuori, raga. Dai, vai, di vai, vai! Signore. Mamma Matteo, attento. Bravo. Vabbè, oh. Questo invece non è fallo. Questo va bene. Era fallo per Beh, certo che va bene. Dai, vai Eric! Arbitro. Era fallo, arbitro. E poi era pure in aria, quindi è caduto male, scomposto. Fammi a terra. Basta! Ale, siamo tutti rotti qua. 10 alle 10 che cosa fa? Ascolta, ma quanto sono queste campane? Alle 11 fa così, alle 11 cosa fa? È ora di messa. Lanciano la campana. Basta! Staccate le spine. Bravo Luca, da che là. Mamma mia. Bravo. Bravo Angelo, bravo. Angelo. Bello stop. Oh signor. Ma perché indietro? Buona. Porca miseria. Un pelo. Se non toccava andava dentro. Sì. Eh sì, perché aveva preso il tempo giù. Era pronto un bel testone. Ma gli hai fatto tagliare i capelli? Per quello che non ci arrivato. No, veramente deve andarci martedì. Ma forse aveva il ciuffo ancora troppo poco lungo. Perché aveva il ciuffo umido. Quindi è basso. Che cavolo. Giuda.
Che pelo. Guarda. Col 9. Guarda che spintoni che si danno col 9 e col Edo. No, è quello perché... No, se glielo dava a suo fratello. Se glielo dava a suo fratello era in poco. Madonna. Ah. Bravo Edo. Dai, Bravo, Edo. Fisico. Dai. Bravi. Bene, dai, che va bene! Cambio. Dai, Aaron! Fai gol. Entra Aaron al posto di Fiora. Andilo. Bravo Luca! Bravo Luca! Dai, guaglio. Come dice Enzo, dai, guaglio. Che lotta, ragazzi. Dai Eric. Insistisci, Eric. Non andare troppo vicino, Eric. Alleluia. Meno male. Ogni tanto. Dove vai? Distanza. Vai, Edo, tira Palla in fascia, Edo. fino a metà campo. Vai Ricky! Dai che passa! Dai Aaron. Madonna. Bravo Angelo! Dai, raga. Angelo secondo me oggi sta giocando molto bene. Lo vedo sul pezzo. Dai là, Mago. Dai, girati, Tira! Tirate ogni tanto. Era bello comunque, dai. Ci stava. Vai! 13! Bravi! Vai Ricky! Vai dentro. Vai! No! Oh, quando? Ma taci. Dai Unia, dai raga! Scusate, io Abbiamo il urlo. tenore qui. Uffa. Esatto, reggete. Vai Eric. Peccato. Dai Gabri. Bravo. Via. Mm. Sti rimpalli però una Dai volta. ancora, dai. Dai Gabri, venite anche di qua che... Cambia. Cambia! Vai, Ricky, vai! Su un campo così, dai. Dai Ricky, dai! Bello, dai Ale. È una dura lotta. Però Scusa. una bella partita. Sì, una bella partita, davvero. Peccato per il campo. Ma purtroppo... Adesso avremmo avuto 2 occasioni buone. Sì. Queste bisognava sfruttarle. Uno di quelli Si sta un po' mollando il Portoviejo, mi pare. a 20 Ma minuti. forse sono un po' stanchi rispetto al primo tempo. Visto che ha sbissiato? Nostra. Dai raga, dai! La Tremadi? La mannaggia. Bravo Ale. Bravo. Vara, sgarate. Oh! Basta però. Angolo. Avete buona. Dai Zamp che la prendi! Vogliamo vedere la sua testa! Visto che la fa?
Entra così mi fa un po' paura. E triangolo. Guarda che è pronto, guarda che è pronto. È più avanti, Ricky. Dio, madonna. Tira! Continuate così, dai! Adesso. Un altro, raga! E uno. Mamma mia. Come lenta. Occhio Matte, occhio. L'ha presa. No. Vabbè, oh. Girto Mariani. Bravo. No. Boni. Silenzio, Boni. Mister, buono mister. Sì, Eric. Dai. Dai, Boni, stiamo anche vincendo. Buoni ragazzi, state buoni tutti. No, però dai, veramente. No, ragazzi, buoni perché... Bravo Canove lì, bravo attaccante proprio. Buoni. Le mani. Tanto tira in porta. Arbitro, voglio occhiali, arbitro. Aiuto, come soffriamo? Boni. Tanto tira in porta. Lascia andare. No. Mago, vai di là, Mago, vai di là. Mago! Di là. Ottimo! Vai di là. Attira la palla, no. Abu, il soprannome Abu. E nome... Data. Proprio. Coletta. Non mi ricordo. Bravo! No, alta la palla, ragazzi. Ecco sì. Vabbè, dai. Vai che fai il secondo, Eric. Dai, va bene. L'importante è che stiamo là. Ciao. Una no? Lo so. Secondi, basta. Com'è la classifica, Biagio? Secondo ancora noi. Guarda la classifica. Badia Polese sta vincendo. Sì. Ho detto che ha sbagliato. Maremma. Vai Ricky, vai. Bravo! È nostra. Bravo Riccardo. Bravo Ricky. Dai Angelo. Bello. Dai Bravo. Vai Tommy. Bravo! 50. Anche va bene, raga, dai. 50. Sostituzione per il Portoviro. Entra il 18, esce... Non vedo. L'11 forse era. Non lo vedo. Ecco. Sistemata. Bravo Tommy. Va bene, Vabbè. 11 e 24. Sarebbe stato da ripetere. Salutiamo anche i nonni Scaranello che ci seguono sempre. Sì, bello! Porca miseria. Dai. Ricchi ancora? Occhio che partono.
Vai. I goldini. Vada avanti. Ai, 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 ai. Vai Gabri! Bravo Alessio. Bravo Gabri. Con calma. Guarda da Tommy, vai di qua che era libero. Porca loca. Vai Filippo. Bravo. Dai Pippo! Non ha visto dov'era la palla, però se ci andava ci arrivava. Alza al cielo, che sta. 11:25 che era iniziato. Mi sa che manca ancora un po'. Credo che manchi ancora 20 minuti. No, ma che davvero? Davvero. Mortacci. Oh signore. Bravo. Che Vai, miseria. Ricky, qua. No, dai. Ci abbiamo provato. Non vedo. Il giocatore che si sta allenando. Dai Filippo, dai. Mancano ancora tipo 20 minuti. Fuori. Non è uscita, deve uscire tutta, Vai Giulio, perché disonesto? Perché disonesto? Deve uscire tutta la palla, non metà. E lui la bocca come un pollo. Stai dando indicazioni a tuo fratello. Bravo Riccardo. Bravo! Mare, non c'è avanti in campo. Ragazzi, cercate di non passare sulla metà del campo. Buttatela via. Tutta fuori! Guardate che c'è una a È terra. un vostro compagno, cioè non so, fate voi. Buoni, state buoni, state buoni. Ghiaccio! La fischi prima! Devi fischiare prima! Ti hai sentito? Non credo. No. Cioè, non credo, fino dopo taglio di po' non credo si sia. E che cazzo? Lascio perdere, Aro! Dai Giulio, concentrati! Dai! Dai che va bene così, continuate così. Dai ragazzi. Vero o no? Se no non sei battone, dovrei saperlo. Ma è giusto, sai? Ma è cretino. Attento dietro, Aaron. Bello. Bello, Ricky! Sì, che ci arrivi! Oh, ma non ti puoi fidare dei ragazzi! Non si può fidare dei ragazzi! Non era fuori. Cioè, Era fuori perché era donna. Buoni, state buoni, state buoni. State buoni. l'arbitro si fida dei ragazzi. Vai! Vai Pippo. E dove? Grande, grande. Là che mi hanno detto stai zitta.
nostro! Anche se tornando dietro, rimandalo là. Dai, Mago! Dai, Ricky, dai! Digli a tuo papà che stia di là, perché se sta di là porta fortuna. Vai Aaron. Zero. Che ore sono? 11:30, Andrea, quanto manca? Un quarto d'ora. Bravo. Sta lì, sta lì. Tirala su. Sì, tira lassù, non giocate la bassa che con questo campo. No, infatti, no, buttala via. Va bene, va bene. E dai, questo dacco. Dai, Ricky! Dai, Ricky! Con calma, ragazzi! Miseria. Però, bravi. Arbitro! Mamma mia, che angoscia. Sì, sarà tosta anche quella. Ma va. No. Chi riescono a salire qua la vittoria? No. Stefano Cubodia. Sì, ma abbiamo giocato molto bene. Ti ricordi? Sì. Bello! Bravo Eric! Baricetta Figarolese 6-4. 6-4. 6-4. Borsea alto. Spinge sia Edo che Matteo. Ma sempre? Da tutta la partita? Vai Riccardo, vai! Matteo e Edo. Sì, è tutta la partita che fa così, che spinge. Mettilo dentro! Anche all'andata ha fatto tutti. Vabbè. No, dai, ci sta. Vai Eric, vai! Sì, tira. Porca. Se lo faceva buttavamo suo papà in campo. È stato bravo, è stato bravo. Ci stava il cucchiaio, simile il cucchiaio. Cos'è cucchiaio? Si chiama Sì, lì forse magari era meglio se tirava Tirava su. la bomba. Però ragazzi. Vai Mago! Piano Tommaso, dai. Calma! 32. Mancherà ancora un quarto d'ora. 32. 13 sì, un quarto d'ora. Cavolo. Poi ci sono stati anche i cambi. È vero. Attento Matte. Buoni, state buoni. Buoni. Che adesso Matteo deve stare attento. Matteo, staci lontano. Basta. Stai buono. Perché qua rischia poi dopo che si fanno del male e non voglio. Stai boccando tutto! E ammonire anche agli altri. A tempo sgarro! Basta raga. Ragazzi, buoni. Lo so, ho capito. Però insomma ragazzi. Occhio. Andiamo a passare. Matteo, stai buono. No, Matteo, stai buono. Silenzio. State buoni. La situazione. Ecco, va bene così. Va bene. Questo casca? Ma che casca? Aia! Nostro. Fuori nostra. Nostro, buoni. Mamma mia, buoni, stiamo buoni. Ma perché ci dobbiamo agitare che stiamo vincendo 2-0? Non ha senso. Stiamo vincendo 2-0, state buoni. Ma noi non ci dobbiamo cascare.
funziona. Se no, Ma guarda che nella stragrande maggioranza delle partite sono sempre così. scherzi. Ma no, ma ci sta anch'io poi su così, perché quando mi parte l'embolo. Guarda, per esternare io ce ne posso. Guarda, io di solito sono sempre... È vero, è vero. E ha detto esternare, Vai Pippo. Porca miseria. Questa Microfoni aperti. Fuori gioco! guido io dopo. C'è anche il regista che sta un attimo infastidito. Dai, che buono, dai. Dai. Oh, Bello. quel 18 lì è uno speo, corre dappertutto. Aia! Bravo Matteo, lascialo. La maremma. Questo è da giallo però. Cioè ha dato il giallo per una spinta. Va bene. Buoni, state buoni che vinciamo ragazzi, state buoni. Niente Andrea, non ce la facciamo a sedare gli animi. Sì, perché qui i signori vanno a sciare i 3 giorni di carnevale. Giusto per allentare le tensioni delle partite. Matteo, bravo Matteo. Scatto felino! Bravo Matteo! Va bene. Scatto felino che ha fatto. Bravo Matteo. Uffa, che ore sono? 11:37, lei è longa. Sì, ma Non ce la facciamo. Ce la facciamo? via, stiamo zitti. Porca loca. Hanno ragione. Bravo Ale. Sì, bravo, buttati per te. Quando serve. Esatto. Vuole le 38. Entra Giolo? Vieni Ricky. Un po' di fortuna. No, di là, no, Un po' di fortuna. Ma Tuo Ricky. Dai. Giustamente andate in avanti. no, Giatti. Giustamente andate in avanti. Giatti, sì. Bravi raga! Bravo! Bravo Filippo! E vai Filippo! Vai in porta. Con un vai Pippo ci risolviamo. Mamma mia, questo è entrato il 15, è altissimo anche lui. Ma cosa gli danno da mangiare qua? Ma è anche ben messo fisicamente. No, sì, è bello fisso. Aia! Matteo su. Ma attento, non fartelo scappare però dai. Fallo. No, cazzo, il vantaggio si dà quando si va in avanti. Tommaso, lascialo perdere. Bravo Pippo! Dove vai? Girati. Aia! No, buoni. Aia! Occhio. Lascialo. Bravo Edo. Mamma mia. Corre raga, via. Mamma. Attenti al tronco. Bravo Aaron. Attenti al tronco. Troppo lunga. Peccato, va bene. Gialla o verde? Sì, infatti. Oh, vecchio da là. E che cavolo. A zio. A zio, bella de zio. Attenti all'arsenico. Uffa. Ma qua il tempo non passa più, Aia, che male. No, gli ha fatto ancora fallo. Matteo, stai zitto però. Vai e basta.
Cioè, non ci credo. Non ci Sei credo. andato sulla palla, gli Ma ha sì dato che è fallo. andato sulla palla. Cosa deve fare uno?